L'hanno definita la tribù di Vasco, oltre 8.000 persone che si sono radunate ieri sera davanti allo stadio Friuli di Udine per consolarsi del mancato concerto di Vasco Rossi e per fare gli auguri al rocker emiliano. Il servizio è di Cristiano Degano. Ieri sera lo stadio Friuli avrebbe dovuto essere gremito dai fans di Vasco per la tappa udinese del suo tour prevista appunto per il 2 settembre. I ben noti problemi di salute del più famoso rocker italiano lo hanno però costretto ad annullare ogni esibizione, compresa quella friulana. Il suo pubblico ha quindi deciso di consolarsi dando vita proprio ieri sera nel parcheggio esterno dello stesso stadio Friuli ad un happening al quale hanno partecipato più di 8.000 persone, autodefinitesi la tribù di Vasco, una tribù, è il caso di dirlo, di tutte le età. È stata una sorta di immenso karaoke dei suoi maggiori successi, nonché del recentissimo singolo I Soliti, brano che chiude il docufilm Questa storia qua, già balzato al numero 1 delle classifiche di vendita. Sul palco la tribute band Nuovo Fronte del Vasco, per l'occasione accompagnata da Claudio Gollinelli e Clara Moroni, storici bassista e corista di Vasco Rossi. Con loro anche Diego Spagnoli, direttore di palco e animatore dei grandi concerti del rocker emiliano. È stato proprio lui a leggere il messaggio appositamente scritto da Vasco per il suo pubblico friulano. Tutto sotto controllo, niente di incurabile, a differenza dei mali del nostro paese. Come dargli torto?